Missione compiuta con 3 turni d'anticipo, l'Akragas approda in Serie D. Sì, penso che oggi abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissi all'inizio della stagione. Devo dire che non è stato assolutamente facile per come sembra, grazie a questi splendidi ragazzi che sono stati immensi in tutte le situazioni che si sono venute a creare in questo campionato, perché è stato un campionato molto difficile dove abbiamo avuto una concorrenza spietata, ma devo dire onesta. Vinciamo un campionato a testa alta per la grande onestà che c'è stata da parte nostra, da parte della città, da parte della nostra gente sotto tutti i punti di vista. Nei grossi momenti di difficoltà abbiamo sempre reagito nel modo giusto, nel modo come deve reagire una grande squadra, e oggi possiamo festeggiare con tutta la nostra gente questo meraviglioso traguardo dopo 18 anni che ad Agrigento, mi sembra 18 anni, 15 anni che manca ad Agrigento dall'Akragas questo titolo, e quindi siamo orgogliosi di aver dato questa grossa felicità alla città di Agrigento. Oggi contro il Monreale un'Akragas cinica e spietata, ma soprattutto umile e operaia, sei d'accordo? Ma penso che la nostra umiltà è stato dall'inizio del torneo, all'inizio del ritiro, che siamo stati umili in tutte le situazioni. Magari in qualche situazione abbiamo sbagliato qualcosa, però abbiamo saputo sempre rimborcarci le maniche e reagire alle situazioni negative, quindi siamo stati sempre alla ricerca dell'eccellenza in tutto quello che facevamo, dal lavoro del martedì, del mercoledì, per preparare le partite nel migliore dei modi, e quindi questo va un plauso ai ragazzi, perché principalmente loro l'hanno voluta questa promozione con tutti i loro mezzi. Quanto c'è di Pino Rigolo in questa promozione dell'Akragas? Questo lo lascio dire a voi, perché io non sono uno che mi giudico. Io penso di aver dato il mio contributo lavorando, magari sbagliando qualcosa in qualche situazione, però devo dire, penso che questo qua lo dovete dire voi, perché non posso giudicarmi io stesso. Finalmente è arrivata questa promozione in Serie D, quanta sofferenza oggi contro il Monreale, ma è un salto di categoria strameritato. Sì, oggi è stata dura, però penso che alla lunga abbiamo meritato di vincere questa partita e il campionato. Abbiamo fatto un campionato veramente importante, siamo stati in testa alla classifica dalla prima fino adesso, e quindi penso che non ci sia nulla da dire. Io ringrazio i tifosi, ringrazio tutti, perché è stato un anno straordinario e speriamo di continuare a vincere nelle ultime partite. L'anno scorso hai vinto l'eccellenza con il Ragusa, quest'anno l'hai rivinta con l'Akragas. Che differenza noti tra le due promozioni? No, guarda, sono state due vittorie completamente diverse, e qui il pubblico è sicuramente un pubblico importante, e quindi forse è un po' più sentito, e io a fine partita al triplice fischio dell'arbitro mi sono commosso, perché veramente vincere sotto questo pubblico spettacolare è stata un'emozione unica. Missione compiuta per l'Akragas, che sapore ha questa promozione in Serie D? Ma un sapore particolare, perché come dicevo prima ai tuoi colleghi non era facile vincere qui ad Agrigento da, mi sembra, 18 anni che mi dicevano, e quindi un sapore particolare che sicuramente va dedicata prima a tutto il gruppo, che è un gruppo fantastico, che fino dal 25 luglio che lavoriamo assieme, è veramente un gruppo eccezionale, raramente mi è capitato di trovare gruppi così, e poi a tutta la curva sud che anche oggi ci ha fatto sentire a casa. Dedica speciale per questa promozione? Come dicevo prima va al gruppo, perché dal 25 luglio che facciamo parecchi sacrifici, poi alla mia famiglia, perché stare lontano da loro non è facile, anche loro fanno parecchi sacrifici, e poi alla curva, perché è favolosa. Finalmente promozione in Serie D con 3 turni in anticipo. È una bella soddisfazione chiudere il campionato in anticipo con tanti punti di distacco, soprattutto in un campionato difficilissimo come questo, equilibrato, e come abbiamo visto anche gli altri dietro non mollano. Però noi abbiamo dimostrato sin dalla prima giornata di volere a tutti i costi questa vittoria del campionato, e ci siamo riusciti. In questo momento a chi va il tuo pensiero? Credo questa vittoria la dedico soprattutto alla mia famiglia, perché mi è stata sempre vicina, e sono i primi a soffrire, soprattutto quando andiamo in trasferta durante le partite. E poi mi fa tanto piacere una piazza come Agrigento, che merita veramente queste gioie. Cosa vuol dire per un agrigentino, capitano dell'Akragas, vincere l'eccellenza e approdare in Serie D?
Per me è un onore, per me indossare questa maglia è un onore da agrigentino e lo sognavo vincere il campionato dopo tanti anni, dopo 18 anni, sono passati tanti anni e ora ci godiamo questa festa e non vedo l'ora di arrivare ad Agrigento e abbracciare tutti i tifosi e tutte le persone che ci hanno sostenuti quest'anno e ci hanno voluto bene. Un torneo strameritato dall'Akragas, comandato fin dalla prima giornata. Qual è stata la partita chiave che vi ha fatto capire l'Akragas può vincere il torneo? Ma secondo me ce ne sono state tante partite, però sicuramente a San Giovanni Gemini abbiamo dato una mazzata alla seconda e poi anche la partita a Campofranco abbiamo fatto una grande partita e li abbiamo messi a 10 punti o a 12 punti, non mi ricordo di preciso, e quindi è stata quella, però penso che è stata una grande cavalcata, abbiamo fatto 10 vittorie di fila e non è semplice in qualsiasi campionato. Dedica particolare per questa promozione? Ma dedica a mia figlia Alice e tutte le persone che mi vogliono bene. Grazie. Finalmente è arrivata questa agognata promozione in Serie D. Sì, finalmente, l'aspettavamo noi, l'aspettavano i tifosi, finalmente è arrivata. C'è tanto di Nicola Arena in questa promozione dell'Akragas, per te 22 gol, mancano ancora 3 giornate. Sì, vabbè, a parte i gol, a parte anche me, io credo che tutto il complesso, tutta la squadra ha dato il giusto contributo, anche di più nei momenti di difficoltà, in modo da poter raggiungere prima possibile l'obiettivo. Questa promozione a chi la dedichi? La mia famiglia. Per il prossimo anno ci puoi dire qualcosa? Ti piacerebbe rimanere all'Akragas? Sì, vabbè, a me Agrigento ha dato tanto, non lo posso negare. L'affetto che mi ha dato Agrigento forse non l'ho avuto da nessuna parte, quindi io sto bene qua, vediamo. L'anno scorso hai vinto il torneo d'eccellenza con il Ragusa, quest'anno lo rivinci con l'Akragas. Che differenza noti tra le due promozioni? Bah, là, anche perché sono un ragusano, quindi lo sentivo un po' particolare. Penso il Gerlanda in questo momento non tiene sa, 2 metri sopra il cielo. Però anche qua vedere la gente che impazzisce per ogni partita, ti dimostra il loro affetto, è qualcosa di incredibile.